Ci siamo, buongiorno. Ci siamo, buongiorno. Viva Radio 2, questo pubblico meraviglioso che ci accompagna tutti i giorni a partire dalle 14, no, dalle 13:40. Oggi siamo un po' sfasati grazie a una nostra amica che è arrivata direttamente da Malloreddus. Come si chiama? Com'è? Aprite tutti i microfoni che possediamo tutti ora, apriamoli tutti adesso. Anche quelli degli spostati. Come? Da Siniscola ci ha portato una bottiglia di mirto che qui stiamo. Di? Pure le paste. Pure le paste. Salutiamo gli amici della Movida Caffè di Luras, che sono Rosanna che lavora in un depuratore, quindi ha bisogno di saluti. Cosa beviamo? Poi allora? Pietro che lavora in un'officina non si sa di cosa, e Marco Studio c'è scritto. Bene. Grazie. Io voglio salutare Don Mazzi che ho sentito e ho detto non mi fate più il verso. Don Mazzi? Sì, Don Mazzi. Bisogna Salutiamo Don Mazzi che andate in discoteca. No, basta. Non ci vado in chiesa, sto in giro per stare vicino ai fedeli. Certo. Non capiamo. Allora bisogna farsi gin tonic. No, bello, padre. carico. Devo dire che il mirto sta facendo i suoi effetti. Sì. Tra un po' comincia a dire delle cose su Don Mazzi che non vorrei dire. Ciao, come sono qua? Appena sul cubo. Io confesso la gente così, dai. Immagini. No, prima della confessione. Prova. Microfono. No, perché io sai che ho fatto l'intervista un po' su Vanity Fair, che non sono stato tenero con gli amici della chiesa, quindi voglio dire, vi saluto, che non tutti sono così. No. Non tutti vanno a trance, voglio esatto. dire. Quello l'hanno beccato là. Lo so, però giustamente mica tutti sono così. Ci sono invece preti meravigliosi, preti che per vocazione fanno i preti che stanno vicino alla gente che soffre. Certo. Ci sono dei preti che noi non conosciamo perché non si sono mai visti in televisione nemmeno mezza volta, ma stanno nelle missioni dove veramente c'è bisogno, e a quelli bisogna dire bravi. Bisogna essere, non per fare polemica. No, ma ci mancherebbe. Come ho fatto quell'intervista, ho detto quella cosa lì, ma non è che tutti siano così. Non bisogna fare mai di tutta l'erba un fascio. Mai. Che ridere. Tra non molto sarà con noi Neffa. Il cantante Neffa. Il cantante Neffa. In arte Giovanni Pellino. Ma che non c'è adesso. No, non c'è. Ma quando arriverà prima una nuvoletta di fumo, poi arriverà lui. Pensa che una volta lui cantava con un gruppo, cantava nel senso, i messaggeri della topa, il sangue misto. Massaggiatore, lo so, ci ricordiamo bene. Vabbè, l'avremo qui, non vedo l'ora. Ci sono delle notizie così sparse, tipo metti che so, Tiziano Ferro, parliamo di Tiziano Ferro che da un po' che non salve signora, c'è una passante, vuole entrare? Se vuole può anche entrare. Date il microfono subito. Dategli un po' di mirto anche. Signora, come mai passava di qua? Scusate amici radioascoltatori, c'è una signora che passava, ha visto la porta aperta, ha guardato, ha detto, chissà cosa questi? c'è. Basta microfoni, una alla volta. Sono troppi, dai. Basta quelli che sono troppi. Dai. Vabbè signora, si accomodi. Si accomodi pure dove vuole. Si accomodi dove vuole. Dicevo, hai visto, Tiziano Ferro ha fatto quella dichiarazione da Fabio Fazio dicendo che le donne messicane sono brutte perché hanno tutti i baffi. Apriti cielo, perché uno dice ce l'ho detto in Italia su Rai 3 da Fazio, figurati se parecchi messicani viventi in Italia glielo raccontano poi. Gli hanno raccontato, è partita un'agenzia di stampa, è partita in Messico e praticamente ci sono tutte le messicane arrabbiate con Tiziano Ferro, noi i baffi, hanno detto una cosa strana, insultando le donne italiane. Se noi abbiamo i baffi, le donne italiane non si lavano. Ma pensa, siamo alle offese. Quindi Tiziano, vedi di rimediare, un modo c'è, vai in Messico e fatele tutte, perché adesso non puoi, prima tiri il sasso e poi dopo, e poi se la prendono con noi, Tiziano, non è vero che poi tutte le messicane hanno i baffi, dai. Il sergente Garzia, tipo. Mi viene in mente il sergente Garzia. Niente, altre notizie che così abbiamo letto qua e là. C'è una notizia bella di Luca Laurenti che salutiamo, che è in causa
Dimmi. Con la lavazza, pensate. È vero, gli è successo. No, Ti è successo incidente. Perché lui stava girando uno spot, durante lo spot è caduto e si è fatto male un malleolo. Quando faceva l'angelo, quando faceva al gancio, l'angelo, sì. quel gancio poi si staccò e cadde per terra. Bene, la causa, gli avvocati, i legali di Luca Laurenti hanno chiesto alla lavazza, udite, 7 milioni di euro. No, io devo dire alla lavazza, sono pronto e disponibile a fare il testimonial, sì, perché io già ho un osso incriccato. Comincia lo spot. Mi metto lì. Lo pagano in caffè. Buon per lui, buon per Luca, spero che vada a buon fine, ma sai, la lavazza sono ossi duri, mica così, gli danno 7 milioni così per un malleolo, voglio dire. Fosse stato non so, una valvola mitralica, uno può anche capire, sai, ma a furia di bere caffè gli è saltato, gli è schioppato il cuore, allora va bene. Vabbè. Bene, queste sono le notizie del giorno. Attenzione. Tiziano Ferro ha dichiarato che le donne messicane sono brutte perché hanno i baffi? E allora cosa è successo? Era una notizia che ho già dato. E allora che cavolo maschera fa? Scusate, c'è stato un qui pro quo. Ecco. Vedi qua, le messicane dichiarano a loro discolpa: non è vero che tutte le donne messicane hanno i baffi, perché alcune di noi ogni mattina si radono, quindi esatto. Non è che lui si è sbagliato, donne con tanto io dischi perché ma sai che tante volte non si può mai sapere, appunto. Sai, sotto il poncio quando il mare è in tempesta ogni buco è un porto, si dice, no? Che dici? Baldini, ma cosa dici? È la stessa cosa di minchia sbrugliata anche a noce pacione. No. Capito com'è? No, non si possono dire queste cose. Va bene. Dai. Attenzione, avete saputo ci sono liti in corso, a parte Cecchetto che litiga con Linus dalla mattina alla sera, ma anche Rossella ha querelato Sposini, pensate, l'ha querelato perché Sposini gli aveva dato del giornalista. Ma pensate. Adesso querelerà anche noi. Per ridere. Vabbè, dai. Io le leggerei tutte queste cose. Sì, infatti. Cerca di levare tutta che lui è proprio una roba, un infedele. Silenzio, non facciamo nomi e cognomi. Ma lui è vogliamo un infedele. mettere, io mi sto allenando in neffa, perché tutti ci ricordiamo i suoi successi, alcuni dei quali, che ne so, vediamo se la sa il pubblico. Io e la mia signorina siamo bene sempre. I fratelli Giovanni e Paolo. È vero, incredibile, guarda. Ma dove sarà ora Neffa? Sul raccordo? Sì, sarà sul raccordo anulare. Ci sentirà in macchina? Come no? C'è la macchina cabrio lui. Perché sennò. Sì, sta arrivando, Sta arrivando, Neffa sta arrivando, ma mettiamo una sigla che ancora non abbiamo. Vero, dai. Che noi mentre vi trasmettiamo abbiamo sempre la televisione accesa e diamo un'occhiata a quello che succede anche alla TV. In questo momento su Rete 4 si sono infigiati i nostri campioni della nazionale di calcio, che salutiamo. Ecco là, vedo Cannavaro, vedo Luca Toni, vedo ancora sempre Cannavaro inquadrato, non so perché. Buffon con il bookmaker dietro che lo segue. Non facciamo facili battute, che la nostra è una nazionale onesta, cioè quello devono portare avanti il nome dell'Italia, anche perché avremo parecchie difficoltà, perché sai, appena arriva l'Italia sicuramente, capirai, all'estero non perderanno occasione per farci bu. Io consiglierei ai giocatori nostri di non rispondere alle provocazioni, perché sarà dura, che mentre uno gioca oggi gli fanno, capite? Mentre già oggi. Quindi non rispondete alle provocazioni e diciamo così, a creare un clima disteso ci hanno pensato niente poco di meno che i Pooh. Perché ridete? Perché i Pooh hanno scritto l'inno
l'inno, vedi qui il pubblico fa il cenno di sì, è stato presentato ieri, l'inno che si intitola Cuore Azzurro, eccolo qua, c'ho proprio tutto il foglio, c'è un cuore azzurro che batte forte forte nel petto della nazionale italiana di calcio, è un cuore tutto italiano che pulsa musica e passione, è un'idea ambiziosa che diventa realtà, è un progetto unico e innovativo nella storia azzurra, è la colonna sonora della nostra nazionale da oggi e sempre al fianco degli azzurri. Io sono così. Bravo. Forza Italia. No, forza. No. Okay. Forza Azzurri. Se no, io mi sono rotto. Io mi sono rotto. Devi dire. A me non me ne frega niente. Io perché Berlusconi ha fatto un partito e adesso non posso urlare a squarciagola Forza Italia. Forza Italia. Questo è l'inno del mondiale. Questo è l'inno del mondiale. Non era questo? No, mi sembra che quello Forza Italia! È un inno fantastico! Allora, vogliamo sentire Cuore Italia? Dai, no, cioè curioso. Cuore azzurro. Allora, pubblico, in piedi con la mano sul petto, tutti in piedi, eccoli che si alzano tutti. Con la mano sul petto. Vai tutti, Fu, via! Sono già emozionato. Sembra un po' il karaoke. C'è il video, guardate, ecco in questo momento Cannavaro che corre sulla sinistra. Si sta abbracciando con Gattuso, eccolo. Si baciano. Abbiamo fiato, cuore, fantasia per un'emozione che non va mai via. Alle grandi per volare. Forza Italia! Forza Italia! Accendiamo gli accendini! Ale azzurri! Ale azzurri! Siamo qui. Forza Italia! Rifondazione comunista! Devi dirmi tu. Avanti popolo! Viva Mastella! Tutti insieme a respirare. Viva l'avvocato Taormina! Tutti, vai! Sembra un po' l'inno di Forza Italia, però. Un pochino sì, Guarda come ci sta bene, Guarda, E soprattutto l'Italia deve andare fiera ai nostri mondiali di calcio. Forza Tony! Forza Materassi, spaccagli le tibie! Vai! Sono momenti che molto tardi dimenticheremo. Salutiamo Roby, Dodi, Red. Dodi, Roby, Stefano, Fido, è l'unico normale, ce lo siamo Stefano. dimenticati. Ci siamo dimenticati, l'unico che si chiama normale, Stefano, è vero. Che salutiamo, Dorazio. noi ci permettiamo di scherzare, tra l'altro è uscita subito la notizia, pensate, è stata intercettata la telefonata in cui i Pooh per la prima volta hanno fatto ascoltare il nuovo inno della nazionale a Moggi, pensate. E quel giorno Moggi ha deciso di confessare tutto. Allora, grazie ai Pooh. Grazie. È una canzone che ovviamente sentiremo nel corso dei mondiali, che come in Rai, sai quante volte? In Rai c'è sempre -14, siamo a -14 dal mondiale. Bene, cosa fai, Cremonesi? L'ha già imparata. L'ha già imparata? Bravo, vedi? Bravissimo. Bravo. Buono sto Mirto. Sì, molto, ti vedo. molto pericoloso. Molto buono. Sì, anche perché io ho la moto, dopo devo uscire dalla radio in moto, quindi non vorrei. Se lo vedete impennato sul raccordo vuol dire che. No, non so impennare con la ruota dietro, con quella davanti. Al contrario. Bene. Sì. Sono già le 2, non abbiamo fatto niente. Chiamiamo il Quirinale? Ma se vuoi, io non c'ho Dai, proviamo a sentire se c'è il presidente napolitano. Ormai è consuetudine chiamarlo sempre all'inizio della trasmissione. Questo nuovo presidente, sto Mirto però è buono davvero, ragazzi. La sentiamo se c'è. Squilla, adesso sarà. Centralino del Quirinale, buongiorno. Buongiorno Baldini, viva Radio 2, volevamo parlare con il presidente. È possibile? Il presidente, un attimo, purtroppo un attimo. Sì. Purtroppo un attimo. Sì, ecco. No, dicevo, è occupato con i corazzieri. Stanno truccando il motorino presidenziale, Cambio. Ma dai, come truccare, dai. Vedo se viene a rispondere, Sì. attende in linea, Cambio. Sì, aspettiamo. Ehi. Sempre sta roba qua, vedo proprio Pulcinella, De Filippo, tutti li vedo.
Era in linea con il nuovo Quirinale napolitano. Sì. Se desiderate il provolone auricchio napolitano a forma di mandolino, di citare uno. No, guardi, non. Se desiderate il nuovo antifurto napolitano, l'antifurto con le palle che si grattano, così speriamo che non si fregano proprio la vostra automobile, di citare due. No, neanche quello. Se desiderate una stecca di sigarette di contrabbando, di citare tre. Volevamo parlare solo con il presidente Napolitano. Attenda un attimo, provo a metterla in collegamento. Alfa Lima Tango. Un attimo. Sempre. Sentiamo. Se c'è. Allora voglio. C'è. Ripetiamo. Prima cosa, spilare la marmitta. Così fanno pochi burdelli in più. Ma fuglie che una bellezza. Cioè vacca è una bellezza. Poi carburatore Weber 2020 forcella a gas Marzocchi. Me le ricordo. Espansione sito, Sì. la incasata in coppa all'altra con qualche bella martellata. Ce l'avete un martello? No. Vabbè. Passami l'elmo. Ma dai, presidente. Ma presidente che fa? Trucca un motorino. Baldi, non si faccia ingannare dalle apparenze. Ma insomma, dai. Si faccia ingannare da me. Che fa più bella frutta. Certo. No, non sto truccando o motorino. Ok. Stong semplicemente dando un contributo patriottico ad una viabilità urbana Sì. che possa procedere con maggiore velocità. Senta, noi abbiamo sentito marmitta espansione, carburatore Weber 2020, dai. Che se lo sente mia moglie Clio mi spacca la capo. Ah, ecco, vedi che c'è qualcosa. Lei è femmina e non può capire. Questo è un kit storico dell'epoca della guerra. Quando noi partigiani andavamo a scippare i tedeschi alla Borsa Nera. Ho capito. L'ultima cosa che è rimasta è togliere da questo benedetto motorino presidenziale il parabrezza blindato, che quello è pesante. Presidente, ma ci dice che sta truccando il motorino, scusi, ma non ha l'auto presidenziale lei? Baldini, ma lei è insistente. Vabbè, scusi, ma lei ci dovrebbe avere l'auto. Quando si mette in le orecchie lei non molla. Vabbè, perché scusi? La macchina presidenziale. Ma lei lo sa quanto tempo ci vuole in mezzo al burdello da traffico di Roma per andare dal Quirinale all'altare della patria? Certo, ha ragione. Io col motorino ci metto 5 minuti e posso farmi un quarto d'ora e suorna e più. Certo. Il ragionamento non fa una grinza, presidente. Senta, vuol dire qualcosa ai radioascoltatori? Certo. Un discorso appena sfornato, caldo sul risparmio energetico. È una pizza, vabbè. Perché io vado in motorino, ma anche voi potete fare qualcosa. Allora ci dica, noi siamo tutto orecchie. Care paesane e care paesani, la cosa da dire è una sola. Sentiamo. Come si bella a cavallo e stu cammello. Con binocolo, a tracolla o turbante e un archile. Uei, sei curiosa mentre scavi stu pertuse. Scordatella non è cosa, a o petrolio non c'è sta, presidente, a o petrolio non c'è sta. Conoscete già il mio discorso? Ma che presidente, dai. Scusa, allora andate in motorino pure voi. Vabbè, vi lascio con l'articolo 1 della nuova Costituzione napolitana. Sentiamo. L'Italia è una repubblica fondata sulla ricerca di un lavoro. Ma c'è un ma, ora arriva. Allora diceva l'Italia è una repubblica e il pubblico apprezza. Hanno apprezzato. Allora, dicevo ecco. fondata sulla ricerca di un lavoro
Ma se poi non si trova, camma fa. Certo, grazie al presidente Napoletano. Giustamente. Eccolo qua. Musica, vai. Una storia che è finita, non la riprendi più, ti scappa dalle dita e poi ti butta giù e tu rimani lì, deficiente ad aspettare, sai benissimo è la fine, ma vorresti continuare. Una storia che è finita, ti fa anche stare male e scrivi una canzone che è sempre tutta uguale. E canti come stai, e canti come sei, vorresti avere un'altra, ma è un'altra, è solo lei. E cadi giù, e cadi giù, e cadi giù, e cadi giù. Una storia che è finita e non l'hai deciso tu, che gli hai fatta di salita per cadere fin qua giù. E dici che è normale, credi che ci sei, poi guardi un po' le altre, ma nelle altre vedi lei. E cado giù, e cado giù. Sì, caro Baldini. Non senti? No, ecco, ora parlo. Bene. Sì. Tu non devi parlare, no. I tuoi microfoni devono stare. Grazie. Perché oggi ti sei vestito da boscoiolo e non capisco perché. Perché hai questo look? Ma hanno regalata. Tra l'altro questa canzone di Francesco Facchinetti è stata messa proprio per Baldini, che ha problemi con la sua fidanzata in questo periodo. Tu zitto, Cremonesi, che hai problemi col tuo fidanzato. Esatto. Quindi ognuno diciamo le cose suoi, come dai. stanno, Caro cowboy, questa canzone, vedi, questa canzone che parla d'amore, così l'abbiamo voluto mettere per rompere un attimo il ritmo forsennato della nostra trasmissione. Certo. Ti hanno anche cambiato il microfono. Sì, adesso è perfetto, ma anche prima andava bene, però questo va benissimo, devo dire. Bene, siamo contenti. Allora, vogliamo ricordare il 9 giugno cosa ci sarà? Il 9 giugno c'è la puntata finale che andremo in televisione su RaiSat che fa parte del pacchetto Sky. Quindi? Se avete il decoder la vedete, se no mi dispiace. Ma tanto non si perdono nulla, perché non è che. No, siamo noi così, qui. Pensa, ci avevano richiesto anche di andare in onda su Rai 1. Addirittura? Ma abbiamo detto di no, perché se no. Ti dovevi truccare, no, pettinare. prima quello, ma poi l'80% delle cose che diciamo sarebbero state epurate. Sì, perché non ci si può. Spingiamo un po' oltre. Non è noi. che possiamo dire, che ti posso dire, ad esempio, politica, Berlusconi minaccia di voler occupare tutte le piazze, credo, e passa subito all'azione prenotando un nuovo trapianto di capelli. Esatto, questa non si poteva dire. No, adesso sì. Questa sì, Sì, è arrabbiato, sì, sempre arrabbiato, lo vedo, adesso sta ancora contando i voti, lì. Io lo vedo, comunisti, carogne, tornate nelle fogne, in piazza con. Vabbè, dai. Per alla fine stanno sempre a litigare, ma ricordate, alla gente chi ci pensa? È vero, Chi ci penserà? Capezzone? Chi ci pensa? Siamo nelle mani di Capezzone, siamo. Vabbè, che dobbiamo fare? Sì, Rosy Bindi sta lì a fare come si chiama? Sta con Striscia Notizie, l'ho visto. Sì, ieri che si bacia salutata. Staffelli. Sì, è vero. Mastella alla giustizia, adesso sai che lui è molto equo, ha varato una nuova legge perché darà, adesso sarà uno duro, lui sarà l'ergastolo con la condizionale. Cioè, tu però ammazzi uno, danno l'ergastolo, però poi la condizionale, poi fa a condizione. Vabbè.
Perché non lo rifai? Fantastico, come quello che ha ammazzato la prima moglie, sai? Ammazzato la prima moglie, è uscito e ammazzato la seconda. Sì, perché gli è rimasta qua, capito? Ha detto, Guarda che uno ride, ma sono cose che accadono. lo so, che devi fare? Beh. Mica solo, ce ne sono tante. Voglio vedere se è capace di rifidanzarsi per la terza volta. Sì, ti immagini uno, no, scusa, mi dispiace. Sì, ma, col giubbotto antiproiettile, esatto. vuoi tu prendere? Non si sa mai. Allora, Senti, siamo ancora avanti. Tra un po' ci sarà il cantante Neffa. Tra un po' arriverà il cantante, non vedo l'ora, perché già il cantante Neffa è andato. Sì, lo sai da quanto. Gli abbiamo spedito una bottiglia di mirto anche a lui, allora è proprio, ecco, mi sembra di vederlo, guarda. Anche a me. Sì, naso Perché, rosso, mi sembra di vederlo. L'allegro chirurgo, sì, sembra. È vero. È come se lo vedessi, è vero, E nel frattempo volevo ricordarvi che su Rete 4 a partire dalle 19:30 ci sarà l'ispettore Colombo. Ah, bello quello. Che non l'abbiamo mai visto. No, quindi. figurati. Allora, adesso cos'è che c'era? Ci colleghiamo sempre con la Cannes, con la Croisette e sentiamo che cosa ci dice Moretti. Nel frattempo aprite le porte perché sta per arrivare Neffa. Sì, ora arriva Neffa. Sentiamo se c'è Moretti che è là, ospite del festival, è in concorso al Festival di Cannes con il Caimano. Barbagallo. C'è. Barbagallo. Barbagallo. Dove sei finito? Nanni, sono qui. Questo è Barbagallo. Mi sto a mangiare le pomme fritte. Le patate. Okay. Vieni qua che è successo un casino. Lo sai, Nanni, non te vedo. Barbagallo, sono qua in mezzo all'incrocio. Come si dice in francese, avevo la precedenza, ero io che venivo da destra. Pensate che. Nanni, come te lo devo dire? Io il francese non lo so, ho letto solo il fascicolo numero 1 del francese per tutti, non lo so. Ma che ti ho portato a fare a Cannes? Ancora non l'ho capito. Un attimo, senta, Messier. Lei si doveva fermare. C'è francese? E non alzi la voce avec moi. Lei è un gran corno. Barbagallo, menalo. Sì. Signor Moretti, scusi, ha avuto un incidente con l'automobile a Cannes? Ma quale automobile? Stavo passeggiando con il rollerblade sulla Croisette con un gelato in mano quando un imbecille mi ha tagliato la strada. Ma lei sui rollerblade è strano, sta cosa. Perché strano? Ma insomma, lei Ma mi scusi, sembra uno. Un intellettuale non può andare sui rollerblade. No, non lo so. No. Avete una visione dell'intellettuale limitata. Pensate che passiamo le giornate a leggere noiosi libri di Goethe e Kant. Ma sì. Guardi che noi ci facciamo anche le pippe in bagno con le ore, sa? Vero Barbagallo? Nanni, se lo dici tu va bene. Ce lo vedo Moretti. Senta, ma ci parli un po' del suo film Il Caimano, è in concorso. Pensa che riuscirà a vincere questa Palma d'Oro? Guardi, a me non mi interessa il piazzamento. Il mio è un capolavoro e quindi, come tutti i capolavori, va al di là della competizione, certo. Supera le barriere di questo stupido insulso festival della mediocrità e della nullità. Cosa vuol dire vincere? Insomma, che cos'è una gara? L'arte è al di sopra della competizione. Va bene. Certo, se non mi danno la Palma d'Oro spacco tutto. Vede che qualcosa. Ma questo non c'entra. Comunque, se sono qui oltre Alpe, il motivo è un altro. E qual è il motivo, scusi? Per promuovere a questi dilettanti della celluloide nuove pellicole del Sacchia. Bene, di quale pellicole si tratta? C'è un film meraviglioso di cineasti rumeni, tra i quali brilla il capolavoro di Tediu Extremu. Immaginati te che. Dal titolo Miopia. Bellissimo, perché si chiama Miopia? È un film che tratta su una giornata vista attraverso gli occhi di un miope al quale si rompono gli occhiali. Cosa si vede, scusi? 2 ore e mezza di soggettiva sfocata della giornata di questo miope che è un conducente. Scusate, sono diventato un mostro di botto. No, adesso si sente. Sente. Questo miope con gli occhiali rotti cosa fa di mestiere? C'è qualcuno che boicotta. Vabbè, non lo so. Devono essere quelli, lo so io che sono quelli della Fandango. Certo. Diceva la storia di un miope che ha rotto gli occhiali. E che mestiere fa questo miope? Un conducente di scuolabus. Fantastico.
memorabile. Sì? La scena in cui il protagonista cerca di parcheggiare lo scuolabus nel posto lasciato libero da una smart. Cioè, come fa? 20 minuti di grande cinema. E anche di grande parcheggio. Scusate, adesso vorrei lasciare un messaggio da Cannes ai miei colleghi italiani. Prego. Muccino! Muccino! Dove stai? A Fregene? Ecco, grazie. Poretti. Va bene, radio promozione adesso. Immaginate di essere un pomodoro. Vi sentite belli, sani, rotondi e rossi come la passione. Ma i bambini vi rifiutano, gli adulti vi snobbano. Per voi c'è solo un ruolo di contorno. All'improvviso arriva lei, una splendida fragola che vi chiede di tuffarvi con lei in un mare di yogurt fatto solo con latte italiano. Così sono nati i nuovi yogurt magri Yomo frutta e verdura. Fragola e pomodoro è uno dei tanti nuovi abbinamenti. Provateli tutti. Nuovi Yomo frutta e verdura. Con Yomo c'è del buono ogni giorno. Rieccoci. Eureka! Allegria! Eccoci. Amici ascoltatori. Sì. Allegria. Eccoci qua. Ieri hai visto il programma c'era Mike contro Carlo Conti? Sì, l'ho visto. Chi ha vinto? Conti. Mi sa che ha vinto Carlo Conti. Carlo Conti ha battuto pure Harry Potter. Pensate. Ma le canzoni di Lucio Battisti, ragazzi, mettere, 50 canzoni cantate meravigliosamente. Sì. È vero, no, c'eri pure tu, appunto. Io ho cantato quella bella, visto? Quale? Quella? Dove vai quando poi resti sola? Il testo non me lo ricordo. Neanch'io. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Vedi, la sanno? Senti? Dove può sogno marginare il mare. Senti che roba. Sì. Che pubblico ci abbiamo? Vuoi mettere? Con tanto di tamburello. Ehi, bravo pubblico di Viva Radio 2. E complimenti a Carlo Conti ieri sera da Sanremo, complimenti. Signori, è giunto il momento dell'ospite odierno. Sì, è bello, odierno, ospite più che onore. Sì. Signori, arriva Giovanni Pellino in arte Neffa. Grazie, ciao. Ciao Neffa. Bella. Come va? Bella lì, fratello. Sento benissimo. Lo senti bene? Io ti sento bene. Fantastico. Come mai? Pensate che stavi bevendo del mirto in macchina? Sul raccordo anulare. Poi ho impennato di faccia nel fosso e allora come niente. Va? Niente, ho scritto questo poemetto che appunto si chiama Dosso, Fosso e Paradosso, che parla del senso della vita. Dosso, Fosso e Paradosso, cordi a Cnosso e molla l'osso. Certo, giustamente. Io sento una bellezza, guarda. Adesso regoleremo perché senti, già partito un non so cosa, senti Cremonetti. Che ti viene se senti una musica così? Non lo so, agitazione interna. Allora, mi si accavalla l'ascendente zodiacale col 7:40, non capisco niente. Io starei ad ascoltarlo sì, per ore. Ci siamo incontrati quest'estate a Formentera, ti ricordi? Francamente. Me ne infischio. No. Come ci dicevamo prima, appunto, ho conosciuto tua figlia che mi odiava proprio, mi ha odiato. No. Ho detto fatti dare un bacio, mi apporto? Sì, porto. Ho detto porto senza perdere un dente, incredibile. Mi apporto la nuca. Il cuoio capelluto. Esatto. Si è girata così e lui le disse ti bacio il cuoio capelluto. Ok. Ma sai che ci sono quelle ragazze che quando ti vogliono salutare proprio ti porgono l'interiore dell'orecchio, cioè che tu diamoci un bacino. Tu magari, la nuca, è vero. Tu magari vai lì e tenti di, sai, almeno lo spigolo della bocca. Che è quel faccio non faccio. Sì, però vedi, non si fa. Ad esempio, del noce non è così. Alla punta di labbra, dici. Sì, esatto, la punta del di noce labbra. non è così. Tu prova a baciare del noce. Mette la punta di lingua, vero? Subito, me l'hai detto tu. Sì. A mulinello oppure? Ma lui lo fa per affetto, perché vuole bene a un sacco di persone. Se lo usassimo come punta ai mondiali si vince. Sì, certo, come ti immagini? Del noce punta. Sarà una bella puntata questa qua. Sì, ho idea di sì. Hai fatto intanto diciamo subito che hai fatto una canzone
canzone nuova, e quando Neffa scrive canzoni nuove sono canzoni nuove. E gli altri se ne vanno. No, perché dai, hai fatto belle canzoni. Le vecchie canzoni si vergognano quando escono quelle nuove. No, perché tu hai avuto un cambio repentino nella tua carriera, perché sì, è vero, sono andato in prima. Marocco, ho sostenuto un'operazione. Esatto, adesso. Tu rappavi prima. No, ti spiego. Spiegami bene. Il cambio è stato prima. Cioè, nel senso che io ho sempre cantato, poi un certo qual giorno non l'avesse mai voluto il Dio, ho fatto il rap e tutti credevano che io fossi un rapper una notte. No. E invece io sono un cantante, però c'è stato un periodo che ho rappato. Capito? E allora dicono: ma sai che io becco gente che mi dice, mi guarda subito e dice, eri meglio prima. Ah, quello è un classico. E sai che gli rispondo io? Anche tu. E spesso il dialogo finisce lì. Posso dirti una cosa? Mi hai dato pure, perché a me me lo dicono molti. Eri meglio prima. Quando c'avevi la coda, così mi dico, tipo come fossi un Doberman. E la giacca gialla. Adesso c'hai i baffi, sembri una ragazza messicana, non ti si può guardare. È vero, sei un mito, sei un mito. Il CD di Neffa andrebbe acquistato subito, non quello di Viva Radio 2. L'hanno capito in tre, però io ho riso quando ho detto prima facevo il rapper una notte. Rapper una notte. Rapper, non è che si coglie proprio tutto subito. No, perché lui quando parla bisogna veramente state attenti a ogni suo singolo vocabolo, perché dietro c'è una battuta. No, non è vero, c'è gente che mi capisce sempre, però io la pago, cioè la pago prima e loro ridono. Sì, però tu, se io ti dovessi chiedere, ricordiamo un tuo vecchio periodo, capello più lungo, no, rasato. Eri rasato? Avevo una marmotta morta in testa. Me ne sono accorto un giorno, l'ho tolta subito. Che ci fa qua? Ma è stato l'odore che ma ti ricordi qualcosa tu di quel periodo? Un pezzo? Mi ricordo Montagne Verdi. No, dai. Ma come erano queste Montagne Verdi? Odorose. Senti, ma di quale periodo parli? Il periodo blu o 90. Il periodo uzbeko? 1990. Il periodo ho avuto il periodo uzbeko. Il periodo uzbeko. Ero primo in Uzbekistan con questa canzone. Oggi non c'è sole intorno a me. Vedi? In Italia non la sa nessuno. In Uzbekistan si erano già strappati da c'è vestiti. Una ragazza con le ciabatte sotto la sedia e i piedi che appena. La ciabatta. No, aspetta, rifalla, ti giuro, come a cappella, tu la sai, Cremonese, vai. A cappella vacci piano. Vai, ok, vai, silenzio. Oggi non c'è sole intorno a me. Salvami, risplendi e scaldami. Voglio sole, cerco nuova luce nella Vai Uzbekistan! Di un guaglione. Ma poi devo dire, però vedi, tu dici che nessuno se la ricordava. No, nessuno sa che ero io. Pensano che fosse Mike Bongiorno. Avete ascoltatori, ero io che in Uzbekistan. Mi ricordo. Ma scherzi, io in Uzbekistan ho visto uno che si è messo, capito, sotto ai miei piedi dicendo puoi anche indossare una zeppa di 30 centimetri e camminarmi sul dorso. No, non ho seguito che stavo leggendo una cosa, ripetimi per favore. Perché non ti ho pagato prima. Scusa, vedi, è quello, doveva pagarti. No, sei il mirto. No, ho detto una cazzata. Ha detto che insomma in Uzbekistan lo veneravano, insomma, capito come? Sì, ma sei stato veramente in Uzbekistan? Certo, per 20 anni, dove credi che sia stato prima di diventare biondo? Cioè io ero alto 1,20 m e cantavo in Uzbekistan. Oh ragazzi, e poi ha avuto il coraggio di andare anche a Sanremo, penso. Veramente lì non so, sarà stato l'ascendente vergine. Ma chi c'era? Chi presentava quando c'eri te? Chi presentava? Simona Ventura, il reality show del festival di Sanremo. Fu quell'anno lì, però. Fu quell'anno lì. Però hai avuto. Scusa un attimo, le donne dell'Uzbekistan dichiarano: non dite che amiamo Neffa, piuttosto dite che abbiamo i baffi. Ecco, vedi. Senti, le Uzbeke. Io adesso voglio sfruguliare un po' Neffa facendogli sentire l'inizio di una canzone non sua, ma una cult song. Sì. Una cult song. Sentiamo che cosa fa su sto inizio di piano Neffa. Attenzione. Grande Otis. Neffa dal vivo. I'll be sitting till the evening comes, watching the ships rolling, and I watched it all away again. So I'm just sitting on the dock of the bay, watching my time roll away. I'm just sitting on the dock of the bay, wasting
so! I left my home in Georgia, heading for the Frisco Bay. South had nothing to live for, and the light nothing gonna come away. So I'm just sitting on the dock of the bay, watching my time roll away. I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. Dai che ci facciamo una fischiata adesso. Andare avanti col break. Vai! Looks like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what they people tell me to do, so I guess I'll remain the same. O Ciscariello e Fiorella. Che passero. Bei fischi in diretta con Neffa. Bello. Grazie, dal vivo, bravo Sì. Neffa. Ha gesurato, ma questo vuol dire cuore. Vuol dire cuore. Attenzione, E cuore una vuol dire notizia. amore. Una notizia. Sport, nuovo interrogatorio per Luciano Moggi che davanti ai magistrati dichiara: non parlo se non in presenza del mio telefonino. Allora adesso abbiamo volevo farti una domanda. Eccoci. Vai. Posso portela? Spero di avere la risposta. Se no tu- compro la Treccani. Tu sai perché? No. Eccolo. Hai fatta la tua a dire no. Ma io veramente non lo so. Adesso lo saprai, È Giovanni. arrivato l'uomo di sai perché. È inquietante. Ehi, ascoltami. Sì, adesso vediamo. Senti Marco, Sì. senti Giovanni, volevo farvi una domanda. Sì. Allora, sai perché? No. Non lo so. A me io, fa no. paura un Molto, po'. è inquietante. Sai perché Buddha nella sua religione non ha messo il giorno di digiuno? No, non ne ero più Ma dovresti pallida saperlo. idea, no, mi A dispiace. proposito, Sì. sai perché nella nuova uniforme della nazionale di calcio disegnata da Dolce Gabbana i pantaloncini sono trasparenti? Non No, lo sai? non lo so. Forse non lo voglio sapere. Neanche. Ma dovreste saperlo. So che hanno il centro anche. Dai. Senti, te ne devo fare una, Dai, non vorrei prego. essere blasfemico. No, figurati. Non saremo blasfemi, Vabbè, dai. te la faccio. Vai. Senti, Marco, Sì. tu sai perché Sì. nel giardino degli ulivi, Già, qui. te la ripeto, Sì. sai perché nel giardino degli ulivi Giuda ha proposto a Gesù di fare il gioco della bottiglia? Così lo poteva baciare. Esatto, giustamente. bravo, ci sei arrivato. Vedi, alla ventesima. Arrivo al volo. Non vorrei che mi chiamasse Domata! No, Mazzi non chiama. Senti, sai perché per fare la gastroscopia? Perché ridi? Perché non l'avevo Dicevo, letta. sai perché per fare la gastroscopia Giuliano Ferrara nello stomaco insieme alla sonda è entrato anche un cameraman? Immagino. Non lo so però. Marco, sai perché quando Zorro uscendo di casa incontrava altri 100 Zorro capiva che era carnevale? Sì. A proposito, Sì. lui non dovrebbe avere. Cosa? Sai perché? No, niente. Che per la prima volta che la fidanzata tua, cioè di Baldini, ti ha visto nudo, ha capito il significato dell'eterno riposo. Simpatico sei. Grazie sai uomo di perché? sai perché. Grazie. Cosa abbiamo? Qualcosa di bello? Neffa, ci siamo. La pubblicità tra poco. Subito? Devo Olli, c'è cantare la pubblicità, Nesquik? sì. Devo cantare Nesquik? No, perché la sai? Aspetta, Nesquik? No, Nesquik non. Quale sai di pubblicità tu? Ti piace? Beh, non lo so. Ti sei lanciato con Fernet Branca. No, Brava Maria com'è? Rosa. Com'è? Devo capire. Yeah. Oh, È il Mirto, signori. Ci siamo. Io conosco pure quello fa.
a Maraverna a sto punto facciamo tutti gli alcolici che conosciamo. Il sapore pieno della vita. Esatto. Te ne dico una bellissima. Quale? Perché questa qua, il gusto pieno della vita. Sì. Qui parte sempre questa. Che con amore mi dà. Na na. Amaro a Verna. Facciamo degli spot gratuiti che la Sipra ci viene a dare veramente una mazza in gol. Prima, che ti credi? Dividiamo a metà. Sì? In 3. Non fa, guarda, sto periodo qua, meglio non scherzarci sopra su queste cose, ci ingabbiano. In Italia è un periodo che non si può scherzare su niente, ma noi grazie a Dio ancora. No, è Baldini, è pure te, dai. Ti butti in volo e poi sono anzi tuoi. No, sentire il cordicello si apre tutto e voi vieni giù. Ma vi rendete conto? Baldini, ma tu sei impazzito pure tu. Vai dietro a Neffa, lascialo stare lui nel suo mondo, no? Sta dicendo delle cose e tu gli vai dietro. Sai com'è? Il mirto l'abbiamo bevuto. Fumate lo stesso mirto. Sì, noi siamo gli unici che il mirto ce lo fumiamo e non lo beviamo. Allora adesso c'è la pubblicità, ma dopo finalmente arriviamo alla signorina che ci fa. Dai. Che sì, certo, quella proprio poi dobbiamo chiamare. Non la conosco. Dobbiamo chiamare la Francia dove c'è Monica Bellucci. Dopo chiamiamo la Francia. Tutto, allora le dedicheremo il pezzo. Vai. Ciao, sono Cristina, Miss Italia. Porto sempre con me il mezzo litro di Rocchetta, acqua della salute. In auto, in palestra, passeggio. Rocchetta mi depura ed è l'amica della mia bellezza. Rocchetta, puliti dentro, belli fuori. Plin plin. E vai! ADSL telefono senza limiti! Incredibile! Hanno deciso di non contare le ore che passi a navigare. Li hai stremati. Con Tiscali Tandem hai la DSL Flat Automega. Telefono in tutta Italia senza limiti e senza pagare il canone Telecom. Tutto a soli €39,95 al mese. E fino al 29 giugno il modem è gratis. Tiscali Tandem. Chiama ora il 130 o vai su tiscali.it. Offerta valida per chiamate urbane e interurbane. Servizio telefonico VoIP. Condizioni e limitazioni tecniche territoriali su tiscali.it. Ti adoro, con quella testa piatta e la pancia che punta a destra sei così sexy. Senza di te il mondo avrebbe qualcosa in meno. Manzoni avrebbe scritto il 4 maggio, andrei in vacanza alle 4 Terre. Pensa, non ci sarebbe neanche un albergo a 5 stelle. A maggio tutti amano il numero 5. Fiat presenta Operazione 5. Su tutta la gamma 5 anni di garanzia, più 5 anni di assicurazione furto incendio, più 5 anni di finanziamento. TAN 2,90, TAEG 3,55 e in più fino a €2.500 di supervalutazione dell'usato. Operazione 5 in tutte le concessionarie Fiat. 87? Sì, buongiorno. Vorrei 2 di prosciutto crudo! Hai capito? 88? Se dici prosciutto crudo, non hai detto niente. Prosciutto di Parma non è crudo, è di Parma. Tu sei? Alex. Life is? Ovvio, quando suono con il mio gruppo. Allora la tua vita va a tempo di musica? Sì, la mia preferita. Fantastico. Lo sai che da oggi puoi scegliere tra tantissime canzoni per personalizzare la suoneria del tuo cellulare? Allora tra tutte troverò anche la suoneria del pezzo scritto da me. Beh, prova. Scarica sul tuo cellulare le suonerie Real Music e polifoniche di Vodafone Live. Trovi una selezione vastissima delle migliori canzoni tra cui scegliere la tua suoneria. C'è anche Dani California dei Red Hot Chili Peppers e Il bambino nel tempo di Eros Ramazzotti. Per info e costi Vodafone.it. Life is now. Vodafone. La 20th Century Fox presenta Loro vorrebbero curarci, ma io dico che la cura siamo noi. È ora di fare la nostra scelta. Se sei con noi, allora stai con noi. X-Men, conflitto finale, il capitolo decisivo della trilogia. Dal 26 maggio al cinema. Viva Radio 2. Rieccoci, viva Radio 2 live da Via Asiago, Roma. Neffa, oggi il cantante Neffa con noi. Cantante Neffa che mi confidava, prima, ci sento. Prima di cambiare il microfono, ci confidava di essere un ammiratore di Drupi, vero? Io adoro Drupi, Drup Doggy Dog, presente quello che fa? No, Drupi è un grande, cioè Drupi, ragazzi, è un cantante di quando l'Italia era un paese dove la musica era una cosa seria, cioè non si stava lì a fare frammellic, triccaballac, cioè si cantava seri, arrivava Drupi col suo capello selvaggio, alla pelle rossa, bello, con i video fatti a cavallo, perché lui gli piace il cavallo. Certo, lui cavalca di brutto, poi pesca alla grandissima, l'ho letto sul giornale, non so, un torrentello, un ruscelletto nei pressi di Piacenza, credo che lui stia nel Parmigiano, credo. Gli mandiamo un bel saluto, ma vuoi magari Drupi, wherever you are. We love you very much. Noi ti amiamo very much, Drupi, e ti dedichiamo l'inizio di una canzone, guarda, delle sue più famose.
Ok, vai tu e io e Marco facciamo i cori. Ah sì, ok, vai, quest'ora faccio di tutto. Rimanere a letto ancora. No, non è così. Non è così? No. Non erano qui i cori. Chi è il tuo oroscopista? Lui è Cremonesi. Dimmi come inizia. Parto io. Vai. Sereno. Scusa, Dai. Tu hai cominciato dalla strofa, dall'inciso. Vai, fratello. Ok, vai. Ricordare il primo giorno che sei salita sulla moto mia, noi due soli senza compagnia, e la volta che hai guidato tu dentro al fosso a testa in giù. Ecco, scusa un attimo. Sì. Cioè, questo era un paese che amava la musica, cioè il testo. E la volta che hai guidato tu dentro al fosso a testa in giù, e uno c'ha anche la voglia e il cuore di fare poi la 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 la. Oggi se vai solamente in un fosso con un alluce, già chiami la questura, i carabinieri, la Guardia Nazionale e il WWF. E sei sul TG5 subito. Immediatamente. Salutiamo Rossella con Sposini No, che quelli si denunciano a vicenda, poi entriamo pure noi nella querela, non vorremmo mai. Per carità. No, non voglio entrare in nessuna querela. Ci colleghiamo adesso, ti piace la Bellucci? Con la Francia. La Bellucci, il sogno eroticus di tutti gli uzbeki, lo so perché quando lavoravo là, capito? Era un tutt'uno di uzbeki che la volevano a manetta. Adesso glielo chiediamo. Vabbè, sentiamo. Glielo chiediamo. Sì. Pronto? Oui. Ciao Monica. Ciao Monica, come stai? Conosci Neffa, Giovanni? Je suis content de parler avec vous. No, siamo in Italia, Monica. Monica. Siamo in Italia. Lazio. Oui. Ok. Sì. Fiorello Baldini. Neffa. Ciao. Neffa. Sì. Neffa? No, Neffa. non francese, italiano. Neffa, ce la presente io e la mia signorina. Oui. Come stai? Bene? Ma non mi dice niente di Neffa? Le piace? Sì, mi piace tantissimo. Meno male. Perché lui è famoso in Uzbekistan. Sei mai stata là? No, mi manca. Ho capito, senti. Vada presto, Siete alle battute magari finali. con lui, no? Con lui, sì, certo. Esatto. Siete alle battute finali del festival. Non sei stanca? Sì, sinceramente non vedo l'ora che questa storia finisca, così posso finalmente andare al cinema a vedere un bel film. Ah certo, giustamente. Senti, c'hai un film in cantiere, no? Quel Manuale d'amore 2 di Giovanni Veronesi. Beh sì, dopo tante produzioni straniere avevo proprio voglia di spogliarmi un po' in italiano. Certo, giustamente. E mo che manchi dall'Italia, no? Che adesso un bel po'. Oui, ma cerco di tenermi comunque aggiornata, anche se ho poco tempo e le notizie mi arrivano un po' frammentarie. Per esempio ho sentito parlare di questo posto che in questo periodo sta andando fortissimo in Italia, dove ci va la gente che conta, no? Fiore, ci puoi aiutare? Non mi sovviene. No, neanche, ci dai un nome? Mi pare si chiami Re Bibbia. Va bene. Sì, devo dire che ultimamente. Sì, infatti. Comunque qui va tutto bene, sono molto contenta e questi giorni ho avuto un successo personale che non mi aspettavo, la critica era entusiasta di me. Ma di che? Cioè, mica film solo. Non è in concorso. Non sei in concorso, no? Infatti, i complimenti erano per come faccio le spettatrici, tutti unanimi nel dire che quello è il mio ruolo nel cinema. Certo, giustamente. E che gli devi fare? Lo so. Vedo che siete unanimi anche voi. Senti, certo che in questi giorni, insomma, sempre lì al centro dell'attenzione, osannata da tutti come una divinità, deve essere esaltante, ma non c'è il rischio di perdere un po' il senso della realtà? Infatti, io per evitarlo ogni tanto mi distacco un po' e vado sulla spiaggia, così per stare un po' per conto mio e fare 2 passi sulle acque. Ecco. Cos'è sta roba? Ho sempre l'avviso di chiamata, la mia mamma. Un avviso di chiamata. Mi metto in attesa. Noi aspettiamo qua, Va bene, subito, sentiamo. Grazie. Pronto, ma? Come stai? Beata te, ma stanotte sto andando male. Saranno state l'ostriche, ma ci ho avuto certi incubi. Pensa che mi sono sognata che avevano fatto una legge che per fare attrice bisognava sapere recitare. Oh, ma mi sono svegliata in un bagno di sudore. Certo. Ma ti ripiglio dopo che sto a parlare con quei 2 lupati della
Ma che allupati? Ma perché? Pronto? Scusate, Che sono sti rumori? Che sono sti rumori? Non ho nulla. Ah, il marito. Vincent Cassel. No, che è Monica, che stava facendo tuo marito Vincent Cassel? Sta sottolineando alcuni punti sulla scaletta di stasera. Ho capito. Grazie. Grazie, buongiorno. Arrivederci. Eccola qua, la Gabriellina Germani. Volevo dirti che mi ha telefonato Red Canzian dei Pooh e mi dice grazie e mi ha detto di ricordare che il ricavato del disco che avete sentito, scusate il titolo Cuore Azzurro, il ricavato Andrea Moggi. Aspetta che c'ho l'SMS. Ma sei un cretino. Non lo so io, c'ha bisogno, le spese il ricavato processuali dell'operazione, ecco. Costruiranno in Sierra Leone una cooperativa per il recupero di bambini soldato e delle donne violentate, quindi durante la guerra. Certo, quindi è una cosa Senti, molto seria. A proposito, al applauso volo. come sempre ai Pooh che sono attenti a queste cose. Ciao ragazzi! Ciao, certo, un'altra cosa benefica: oggi alle 18 si disputerà presso il Palazzetto dello Sport di Roma, in occasione del 14° anniversario della strage di Capaci, una partita di basket tra le compagini dell'Associazione Basket Magistrati e quella invece degli artisti, presieduta da Fabrizio Frizzi. Dunque non perdete l'occasione di vedervi una bella partita, anche divertente, al Palazzetto dello Sport di Roma alle 18. Arbitro De Santis. Sì, esatto, allora capisci già chi vince. Certo, la trasparenza. Certo. A proposito di trasparenza, avete letto su Repubblica, pagina 45, faccio vedere agli amici qua in sala, guardate il mantello che rende invisibili. C'è una foto, l'ho visto stamattina. c'è una foto impressionante, uno pare che abbia inventato sto mantello che tu lo metti e diventa invisibile. Dopo 3 canne però. No, è vero. Dopo 3 festival di Cannes. Sì, tra l'altro la tua fidanzata, come al solito, ha detto Marco è da anni che usa le mutande che rendono tutto invisibile. 4 bastardi accanto a te. Non vedo l'ora. Bozzi, Dirisio, Taddia e Cassini. Che non c'è, però è uguale. Però è un bastardo. Guarda chi pure c'è lui. dietro di te. Chi è? Rita, c'è la Rita, del la bar. nostra responsabile del bar di Via Asiago, lei Rita detta El Sultano, per come si pettina. Va dal parrucchiere. Rita, adesso Neffa che è qua ti dedicherà la canzone che tu dicevi, la canzone della signorina. Era per la Rita. canzone della signorina. Beh, devo dire che è andata benissimo, quella ha venduto un sacco. Anche l'ultima di Sanremo era bella, che poi ci farai. La facciamo perché sai perché dico la voglio fare? Che Cremonesi da stamattina alle 9 che la canta e la suona. Quindi non vede l'ora di farla. E tu l'hai apprezzato? Moltissimo. Sì. La facciamo con Together? No, da solo, voglio che solo io stesso? Sì, io voglio sentire proprio come proprio se fosse ma un estratto di carne proprio. Fai un minuto. Okay. Tu fai un estratto di carne. Attenzione, siamo nei tempi. Vai. Dai. Senti quanto è bravo. Anche se un tot di gente ancora non ci crede che io e la mia signorina stiamo bene insieme. Nella mia mano c'è un fiore, quando voglio un bacio me ne dà di più. Abita al piano di sopra e dopo un po' mi dice Cico vieni su. Voglio lei perché brucia sempre, è l'unica che è vera veramente. Io e la mia signorina stiamo bene insieme. Per Monica, ovunque tu sia, la Bellucci, no? E forse c'è troppa gente che amore non ne vuole, però la mia signorina
sempre il sole. Vado ancora? Vai. Mi lascia andare lontano, tanto poi lo sa che io ritorno qui. E non c'è niente di strano se non ha bisogno di convincermi. Potrei anch'io fare il presidente, ma c'ho i tattoo e qualche precedente. Io e la mia signorina stiamo bene insieme. Vai Cremonesi! E qui oggi alle 2 Neffa. Se hai notato che chitarrata lì, che assolino. Abbiamo parlato prima di quella chitarra. Avevamo Gavino Hendrix, ecco. Bravi. Hendrix è bellissimo. Oh, posso dirti una cosa, che veramente dal vivo sei proprio bravo. Bello, vero? No, perché sai, non è Più detto, alto. sai, CD è una cosa, poi il live è un'altra. Invece te proprio la voce perfetto, intonato. Sì. Noi qui facciamo la pagella a Proprio tutti i cantanti un che negro bianco. Me ne vado per la vergogna. No. Io volevo cantare storto come tutti. No, invece canta dritto. Sei un negro bianco. Cosa sai ancora, Cremonesi, di Neffa? Fammi Quando sentire. finisce così. Dai, com'è? Subito al volo, dai, ti prego. È Ma bello. va bene. Dai, che ti frega. Vai, La Cremonesi. gradisci? Sì. La gradiamo. 1, 2, 3, 4. Ma dai, tutto dal vivo, ragazzi, Il cantante Neffa. Tu che sei lontana ormai, io che dormo poco e perciò stasera faccio tardi e penso che ti scriverò. Solamente chi non ha luce per vedere non può. Ma in fondo tu lo sai, tutto può cambiare però. Quando finisce così, non finisce così. Quando finisce così, rimane tutto così. Vorrei scriverti, forse addio per sempre, o forse torna presto qui. Quando finisce così, non finisce così. Quando finisce così. Wow, Neffa. Allora. C'è già il signor Mike. Signor Mike. Allora, intanto ditemi chi era costui? Neffa, c'è Sono Neffa, Neffa, signor Mike. Se ne frega se avete la muffa, adesso fate mettere a posto le tubature. Allora. Ma no, Neffa è il nome di un giovane cantante. Siete sicuri? Sì. Si chiama Neffa? Sì? È un uomo? Sì, è un uomo. Neffa? Sembra un modo per chiamare la loffia. Grazie, è sempre proprio preciso, educato e preciso. Ma forza, ma chi è che parla? Ragazzi, ho Neffa. 80 anni e 29 telegatti e ancora mi parlate di Neffa. Portatemi Minoreitano, qualcuno del genere. Vabbè, signor Mike. Ce l'ha un nome questo Neffa? Sì, si chiama Giovanni. Giovanni, sì. Aspetta, un nome normale. Sì, è come pensavo si Come mai chiamasse. si presenta col cognome? Non è il cognome, neanche, è un nome d'arte, signor Mike. Tra l'altro, se vogliamo dirla Sì. tutta, Giovanni è anche un po' più normale di Mike. Cioè, sì, non sei mai stato in America. Cioè, Amici, mandatelo a Zelig, spiritoso, L'hai colpito nel segno. Forse. Colpito e affondato. Hai capito? Mi prendono per i fondelli No, che signor pensano Mike. che io sia anziano. No, allora mi figuri. dicono che esiste un cantante che si chiama Neffa. Vabbè. Magari fa anche dei dischi. Sì, ne ha fatti tanti. sì. Talvolta. Ne ha anche venduti. Come si chiama l'ultimo disco? L'ultimo nuovo. Sta per uscire quello nuovo che si chiama La fine della notte, il singolo Il mondo nuovo. La fine della notte, Mondo allegria, nuovo, amici sì. ascoltatori. La fine della notte, perché non lo chiamava mattino direttamente. È un modo molto pragmatico sì. di vedere la cosa. Magari ce lo fa sentire questo pezzo?
magari dopo, se c'è tempo, volentieri. Sì. Anzi, io direi di sì, dopo Mike ce lo fa sentire, dopo lei, signor Mike, lo sentiamo. Quindi che vuol dire questo? No, andiamo Avete avanti. fretta? No, ci mancherebbe. Che io lei. devo finire il mio intervento immediatamente per dare spazio Lei è il padrone. a Sniffoli, come si chiama? Neffa, che sniffo, non faccia sti errori. Non faccia queste allusioni, che di sti tempi in Italia è un pericolo. Un attimo, maresciallo, No, stavo facendo battute, sto parlando con quello che mi ascolta. Esatto. Va bene, ma roba da c'ha il telefono sotto controllo. Ma roba da me. Lo so. Va bene, andiamo avanti o no? Forza. Vabbè. Allora, portatemi il piccolo drago di Comodo. O Comodo. Comodo, signor Mike. Cosa fai, mi correggi? No, lei ha chiesto e io ho detto. Allora, non è giornata, va bene. Ieri sono stato battuto da Carlo Conti e un diavolo per capelli, ma ti pare? È stato battuto da Carlo Conti, ha ragione. Essere battuto dal figlio del Raggi Uva. È un po' abbronzato, sì. Forse iniziamo questo cacchio di telepromozione, sono arrabbiato. Sentiamo il bambino. Se Buongiorno, mi chiamo Lino Randazzo, vengo da Giovinazzo. prevede una giornata dura. Allora io vengo da Segrate e ti piglierò a mazzate, va bene? Mario Bianchi, la colpa è tua, vai sempre a pescare le mele più marce della cesta. Mi sa che questa mela c'è il verme però, sì, ormai. Allora, se vuoi un bel verme lo facciamo vedere anche a tua sorella. Va bene, tanta pazienza. Forza Mario Bianchi, manda la sigla. Rovagnati presenta lo stimolante 10 volte più forte della caffeina. Per non andare mai a letto, da oggi c'è mai a letto. Certo. Basta una pastiglia rosa di mai a letto per restare svegli anche tra giorni, amici ascoltatori. Siete un po' capo di vacca, ma cercate il femminile, la maglioletta. È un pazzo sto bambino. Va a finire malissimo. Sei fortunato 2 volte, lo sai. La prima è che essendo bambino non posso citare tua sorella. La seconda perché per esigenza scenica io ti devo picchiare alla fine di questo testo. Ma mai come adesso ho provato una voglia così forte di asfaltare la faccia a qualcuno. Lo sai? Stai calmo, se no l'associazione genitori ci denuncia. Senti quest'altro, devi dire 3 parole. Sì, e le recita. 20 minuti a dirle. E comunque l'associazione Perché genitori. non dici anche la punteggiatura? Dai Mike, virgola, stai calmo, se no l'associazione genitori ci denuncia, punto esclamativo. Sai cosa ci devi fare col punto esclamativo? No, signor Mike, lo sappiamo. No, meglio l'interrogativo, così non esce. Ah, certo, c'è l'uncino, ha ragione. Però se entra poi non esce più. È quello, capito? C'è l'uncino, c'è. No. Scusate. Mario Bianchi, non ridere da Bozzi che si sente. Forza allora, rimanda la sigla, Bozzo. Quella, l'associazione genitori la lascia fare. Le nuove pillole eccitanti di Rovagnati per non dormire mai a letto. Devi rimanere sveglio perché devi studiare, devi guidare tutta la notte, oppure più semplicemente vedi a non leggersi le oppure più semplicemente vuoi fare una nottata con 2 trans? Basta una pastiglia di mai a letto e rimarrai con gli occhi spalancati come saracinesche aperte. Senti un po', capo di porco! Ma se voglio sta sveglio tutta la notte per vedere i pornazzi in TV, funziona lo stesso! Ma questo è sempre il bambino? Fastidiosissimo. Mario Bianchi, quanto manca alla fine della telepromozione? Mike, se vuoi puoi finirla anche qua. C'era scritto piantarla. Vabbè. Camminare. Oh là. Finalmente una buona notizia. Allora, caro piccolo abitante di Trulli, vieni qui. Hai pescato il jolly nero, lo sai, dal mazzo. La telepromozione è finita, così come adesso sono finite anche le tue speranze di finire in colume. Senti, capa di bomba! Io non ho capito una chip di quello che hai detto, hai capito? Allora vediamo se capisci la lingua universale. Lo vedi? Cosa succede a sfidare troppo la sorte? Vabbè, adesso che ho sistemato questo piccolo figlio di un tarallo, voglio... Allora, Cremonesi, se devi ridere da Cremonesi, vai lontano certo, ridi da microfono. bambino. Voglio divertirmi, Mario Bianchi, sai cosa facciamo? Andiamo al piano di sopra sul terrazzo, aspettiamo che passi Mastrota di sotto e gli svuotiamo il pitale sulla testa.
Va bene? Allegria, amici ascoltatori. Signor Mike, No, auguri, scusate. Auguri per che cosa? Oggi è il suo compleanno, se lo ricorda? Oggi è il mio compleanno? Sì, allora perché non mi avete chiamato? Perché l'ho saputo adesso io. E perché non mi chiamate? Adesso la chiamiamo. Chiamatemi che forse sono libero. Va bene. Allora io rimango in linea. Sì. E così bene. almeno chiamate quello vero, però. Esatto, e gli allora facciamo gli rimango auguri. qui, forza. Sì. Chiamate il Mike. Neffa? Sì, eccolo lì. Che Sente Neffa? Sì, sono qua, Mike. Sono un attimo Sei pronto assopito a dopo. cantare il tuo ultimo successo? Sì, Quello lo- che sarà un successo? Comunque vada, sarà. Un successo, però vediamo se ci sono in linea, scusate. Vediamo, stiamo provando a vedere se lei c'è, signor Mike. Un attimo. Soprattutto se lei ci risponde, che lei vede Lo so, anonimo. io purtroppo non rispondo mai. Lo so. Vediamo un po', pronto? No, niente, non c'è verso. Forse. Non c'è verso, purtroppo. Aspetta un cenno di vita, Vediamo, ma la vedo dura. vediamo allora. un attimo, Un attimo che- che ci siamo. Pronto? Sentiamo. Pronto? Pronto, mi senti? Pronto? Mike? Pronto? Pronto, Mike? Squilla. Sta squillando, Il suo telefono. il mio telefono Esatto. squilla. Sentiamo. Vede anonimo. Dai che risponde, forza Mike. Forza. Chi sarà questo? Forza. Forza e coraggio. Niente, non ci risponde No, stavolta, mica. pazienza. Non vi voglio rispondere. Cioè, lei non si vuole rispondere. Che so che siete voi. Certo, allora. Ci fa questo dispetto. Vediamo un po'. Ancora qualche squillo. Ti immagini? E dopodiché chiudiamo. Chi è che rompe? No, ti immagini? Ancora due squilli. Pronto? Ci ha appeso in faccia. Si è appeso in Si è faccia. appeso in Mi sono faccia. appeso in faccia, va bene, riproviamo dopo. Facciamo Va una bene. cosa. Sì. Facciamo eseguire a Neffa la sua ultima canzone Sì. e dopo riproviamo Va subito bene. dopo il pezzo invece ascoltatori. Ok. Alleluia. Allegria. Che Scusate, alleluia, allegria. Allora, signor cantante Neffa, Sì, sei penso pronto? che lo agevoli la regia. questo Lo qua. agevoli la regia. Agevolando la regia. beh, Forza, Neffa. Eccolo. Eccolo qua, la nuova canzone di Neffa. Ve l'annuncio io, amici ascoltatori, Forza e coraggio. Eccolo qua. La canzone si intitola Un mondo nuovo. Meglio una delusione vera di una gioia finta. Ma quando la delusione cresce, la pressione aumenta. Sarà che la pioggia batte forte sulla mia finestra. Sarà che alla fine della notte mi chiedo cosa resta. Però poi arrivi tu, ti siedi dove vuoi e butti giù la mia malinconia di vivere e tutto sembra già possibile per me. Preso dentro al buio che avanza, vieni tu a dare luce al mio giorno. Trascinato sotto dall'onda, ho rincorso il mondo nuovo. La tua mano tesa mi è apparsa e adesso sto risalendo. Per favore non fermarti ora. Mio padre ha visto il primo uomo andare sulla luna. E ora che è già il futuro più nessuno se ne cura. Capita che mi sveglio all'alba quando l'aria è fresca, pensando alle mie illusioni di un'estate ormai persa. Però poi arrivi tu, ti siedi dove vuoi e butti giù la mia malinconia di vivere e tutto sembra già possibile per me. Preso dentro al buio che avanza, vieni tu a dare luce al mio giorno. Trascinato sotto dall'onda, ho rincorso il mondo nuovo. La tua mano tesa mi è apparsa e adesso sto risalendo. Per favore non fermarti ora. Quasi 1000 miglia, più lontano io sono. Bella mia sogna, fino a quando io tornerò. Quasi 1000 miglia, più lontano io sono. Bella mia sogna, fino a quando io tornerò. Preso dentro al buio che avanza, vieni tu a dare luce al mio giorno. Trascinato sotto dall'onda, ho rincorso il mondo nuovo. La tua mano tesa mi è apparsa e adesso sto risalendo. Per favore
sotto dall'onda. Eccolo qua, il nuovo Neffa. Aspetta che stiamo provando. Chiama gli spostati, bravo Neffa, Sentiamo intanto se ci sono gli spostati. Sì, eccoci. Grazie. Perché l'avevo già sentito prima il pezzo, bel pezzo. Ritmo anche un po' arabeggiante, un po', c'ha qualcosina. Sì, mi sarà scappato del carosone qua e là. Qua e là, però bella, questa avrà grande successo durante quest'estate, bella fresca. Andrea, la domanda che facciamo a tutti. Andrai al Festival Bar? Se c'è il Mirto, dice, ma io non lo so, ma è uno dei bar che preferisco, vediamo se mi fanno entrare. Non prendono mai nessuno di quelli che vengono ospiti qui al Festival Bar. Ma forse perché ce l'hanno con noi, no? No. Scherzi, Andrea è un amico, ho fatto 5 volte mica noi proponiamo, noi diciamo come mai, magari qualcuno viene qua e dice sì, io ci sto nel cast. Vedi? No, non lo so. Hai sentito la finezza? Quando hai detto come mai, Cremonesi si c'è. Chi è? Tu hai detto come mai e lui cosa ha fatto? Come mai? Ma chi sarà? Tu hai fatto una canzone che si chiama Io ho fatto una canzone che si chiama Come mai, però era era un po' più maschia. Com'era tipo? Come mai? Con tre gnoccone dietro. Cerchi di resistere. Mi ricordo il cubo, mi ricordo il video di quella. Anche se subito al volo, Nel frattempo noi stiamo provando a chiamare Mike. Che vuoi stringermi? Dai, rispondimi, Mike. Non lo sai. Come Mike si potrebbe fare, dai. Che potremmo essere io e te, veramente liberi. L'utente da lei chiamato non è un momento raggiungibile. E dai, rispondi, Mike. Preoccupato, chissà forse che mi sta chiamando. No, chiama la polizia. Sarà al telefono con Rovagnati? Chissà. No. Ci sono 3 che mi Questa stanno orchestra è pronta proprio, cioè come dire. Basta chiedere e partono subito. Non so, purtroppo dobbiamo chiudere perché siamo già fuori di 3 minuti. Tranquilli, provate. Garantiamo noi. Stiamo provando oggi il compleanno di Mike Buongiorno. Quanti anni compirà oggi? 82 anni, facciamo noi un applauso e cantiamo. Tanti auguri a te, tanti auguri a Mike, tanti auguri Mike Buongiorno, tanti auguri a te. Peccato che niente. Grazie. Vuoi dire che per vince il programma lo becco? Subito, cosa vuoi? Potete riprendere la linea se volete. No, vuoi dire che lo becco? Sì. Niente. Prova adesso all'ultimo, la legge di Murphy. Proviamo ancora. Proviamo ancora, niente, occupatissimo. Facciamo che ufficialmente la trasmissione è finita. Così secondo me ha staccato il telefono. Porta fortuna. Aspetta che proviamo. Prova, tanto il telefono è staccato. Forse mi sta squillando. Vedi? Sì, aspetta. Niente. Sta squillando ma non risponde, secondo me, vede anonimo. Sta squillando. Ma no, vedrà lui, no? Mike! Ciao, sono Rosario. Ti volevo fare. Ti sto chiamando dal mio cellulare, ma ti stavo chiamando con la radio. Senti Mike, ti possiamo chiamare con la radio che ti dobbiamo fare gli auguri in diretta nazionale. Va bene? Allora attendi in linea, ti chiamiamo subito. Via, chiamate, ciao! Bravi! Vai. Sì, così lavorate meno voi, bravi. Certo. 82 campioni del mondo. Certo. Capito, furbi loro, Ma no, ma figurati. Ma l'ha fatta Neffa aspettando il sole? Sì, un pochino. Un pezzetto, sì, pochino. Attenzione, ci siamo? Ecco, pronto? Ecco. Sì, sono Mike, chi parla? Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Mike Buongiorno, tanti auguri a te. Auguri Mike. Grazie, dobbiamo chiarire l'età però, perché sono 82 meno 17, ti ricordi? Quindi sì, l'età biologica 65 anni. Ecco, quindi oggi Mike compie 70. No, 60, scusa. Non è mica 92, scusa. Hai capito? Mike, come li stai festeggiando, Mike?
Ma adesso sto mangiando un'ottima torta di mele. Beh. Con chi sei? Con chi sei? Con la Daniela? No, stasera andiamo a mangiare dal nostro amico il bolognese. Ma qui a Roma? No, a Milano. C'è anche a Milano. C'è anche a Milano. Milano. Un bolognese ovunque. Ma ti ho portato una volta. Sì, lo so, Mike. Io sai che mi dimentico perché ho la mente ormai bacata. Però mi sarebbe piaciuto. Senti, complimenti perché sento sempre parlare di te. Dicono che sei sempre più bravo, che sei l'unico. No, ma è il periodo, poi ci sono dei periodi un po' meno. Devo dire, ma parliamo di te, Mike, dai. Senti, il programma va bene, no? Siamo felicissimi. Adesso facciamo ancora 2 puntate, poi riprendiamo a ottobre. Perché il programma è andato molto bene, molto quindi riprendiamo a ottobre alla grande. Adesso sospendiamo perché ci sono i mondiali di calcio e quindi sarebbe un suicidio. Certo, come li vedi? Come la vedi la nostra nazionale? Ma speriamo che il morale regga. Perché con quello che è successo, hai capito? Noi abbiamo non sentito... ti dico gli attacchi che io ho avuto, perché qua c'è stato un equivoco. Io ho detto che sono molto addolorato per quello che è accaduto e non voglio più seguire il calcio, sceglierò un nuovo sport. E hanno scritto che io non voglio più saperne della Juventus. Quindi non ti dico le proteste. Ma da chi? Proteste da chi? Nero. Anche se io non seguo il prossimo campionato, sono sempre juventino, ci mancherebbe altro. Però voglio dire che dopo quello che è successo è anche lecito che uno si allontani un po' da questo magari sport. si rivolga verso il Fortuna Düsseldorf, faccio un esempio. Esatto. Ecco, sì. Sai chi è che ha parlato, Mike? Sì, è il tuo socio Baldini. No, non sono io. Signor Mike, buongiorno. È un cantante di successo, non so se tu lo conosci. Non credo. Non so, si chiama Neffa, lo conosci? Nesta? Sì, Nesta. No, tanto gentile e tanto onesta pare, appunto. No, Neffa con la F di. Come le Nespole. Sì, esatto, quella cosa lì. Vabbè, digli, senti, di mandarmi un disco così l'ascolterò. Volentieri. Lo sai quale canzone cantava Neffa? Cosa cantava? Ora te la faccio sentire la signorina, guarda, questa l'avrai sentita sicuro. Questa qua faceva così, senti Mike, pochino, Anche se un tot di gente ancora non ci crede, abbia pietà, signor Buongiorno, dica che la conosca, se no andiamo. Che io e la mia signorina stiamo bene insieme. Hai capito, Mike? Sì. Allora, senti che applauso ti sei beccato. Così alla sera, quando devo andare a dormire, lo suono. Certo, io e la mia signorina, giusto, stiamo bene insieme. Quando io vado a dormire con la Longari. È simpatico Neffa, dovresti invitarlo in uno dei tuoi programmi. Adesso quando riprenderò magari un genere varietà tipo varietà, ma adesso tu sai migliore tutta un'altra cosa. Senti, quando vai in vacanza? Io vado in vacanza verso il 20 giugno, così vado in vacanza. Vai a Formentera come al solito? Così no. Perché dove diciamo anche la spiaggia, dai. È vero, andava a Formentera il cellulare spagnolo. Tu dove andrai, Mike? So anche in quale parte tu prendi il sole. A Formentera c'è una parte riservata ai nudisti. Lui va, è vero. Ma io non vado. Così vedete il panettone bianco di Fiorello. Mike, tu sei mai andato in una spiaggia nudisti? No, io giro alla larga. No, perché il batacchio va sempre coperto. È vero. Vergognati, non dire queste cose. Ma no, ho detto solo batacchio, Mike. È italiano. Tu mi conosci, sì. Mike, senti. Parliamo di cose più serie. Come va l'erede? L'erede va bene, ma. No, che deve ancora nascere. Sì, lo so. Allora non capisci. Cammina nell'interno lì. Cammina, si muove. Sì, si muove abbastanza. Quando è? A luglio o agosto? Verso luglio. Luglio, maschio. Femmina, ma lo fai apposta tu, perché voglio che tu l'annunci, capisci? Certo, ma che fa? Tu sei stato il primo a saperlo, vero Mike? Certo. Mi ricordo, lavoravamo in quel periodo. In questi periodi siamo in televisione io e te, vestiti da barbone, hai visto? Ma tu non hai idea, una volta trasmettevano una ogni 2 giorni, adesso 5 o 6 al giorno.
quando tu mi dici vai pappamolla, ti ricordi? Sì. Abbiamo fatto un gran successo, ne parlano tutti. Ne parlano tutti. Dobbiamo inventare un'altra coppia per fare ci sto pensando, Mike, una cosa divertente deve essere per la prossima. Senti, noi veramente siamo abbiamo provato tanto a chiamarti, Mike, tanto, eri sempre occupato. Chi è che ti chiama? Perché tu non hai idea, avrò ricevuto 50 telefonate. Ti ha chiamato Silvio? Sì, mi ha già chiamato anche lui, pensa un po'. Ma a che ora ti ha chiamato? Mi ha chiamato, erano le 13:20. Pensavo le 3 del mattino. Alle 13:20, proprio sai l'orario. Che ti ha detto? Perché non lo cancello la prenotazione sul telefono. Ma senti un po', lui dice sempre qualcosa di particolare, no? Quando ti fa gli auguri, cosa ti dice? Niente, era un po' giù di voce perché ha gridato un po' troppo, mi ha detto ieri ai comizi. Sì, e difatti era un po' afono. Ero afono. E auguri Mike, ti ha detto sei sempre numero uno. Ok, senti, allora adesso pensa al tuo lavoro. Ti ringrazio. Grazie, va bene, Mike. Tanti auguri, Fammi sapere quando vai in vacanza, però, Va bene, ma tu dove andrai in vacanza? No, perché ti devo mandare una ciambella per stare a galla quando vai in mare. Ho capito, va bene. Tu vai in montagna per caso? Ma dunque io adesso sto progettando un viaggio in Alaska. Ma come in Alaska? In Alaska, sì. Mike, in Alaska vai? Sì, in Alaska, vuoi venire? No, non ci tengo perché... Ma come andrai, scusa, in Alaska? Dunque, si parte da Vancouver con una nave e poi si infila in tutti i fiordi, hai capito? E si va fino ad Anchorage e poi si torna indietro. È una cosa faticosa, Sì, però capisci, lì è estate adesso. Un'estate che arriva a un massimo di 10 gradi, però. Qui si sta bene, Ci si conserva. Vabbè. Ma no, io pensavo, sai, una cosa con i cani, slitte, cose, no? Ci saranno anche quelli, perché tu l'hai già fatta quella con le slitte, io lo so. Certo, sai che ero presidente ad onore. Sei stato al polo, vero? Certo, al polo è stata una grande esperienza, C'ho tutte le fotografie. Senti, io ti aspetto poi che mi hai promesso di venire in montagna a trovarmi in Alaska, però. Sì, perché voglio sciare con te. Hai levato i chiodi dalla gamba? No, non me li tolgono purtroppo. Porca miseria. Non me li vuol togliere, non c'è niente da fare. Perché non li vuole togliere proprio? No, perché dice che non si tolgono più. Cosa devo fare? Dice, con le tecniche moderne si lascia il chiodo. Sì, vabbè, però la gamba è indolenzita. Senti, mi raccomando, non fare il fatto, Mike, stai senti, attento, va bene. Guarda grazie. Dove metti i piedi, stai attento. Va bene, Mike, noi ti vogliamo bene, veramente. Auguri. Auguri a Mike, tanti auguri. Grazie. Ciao Mike. Fantastico. Ciao. Meraviglioso, qualsiasi cosa lui possa dire. Quando ha parlato dei fiordi del Vancouver. Fantastico, ma soprattutto quando ha chiamato Berlusconi alle 13:20. Perfetto, bene, scusate spostati, ma credo che ne valeva. È il compleanno anche di Ceccherini, se volete chiamare. Già, auguri. È troppo, auguri Ceccherini, ma non chiudiamo perché è tardi. Ciao. Ciao. Ciao.